È da poco trascorsa la mezzanotte di martedì a Tambre, nella conca bellunese dell'Alpago, quando in via Fullin, uno degli accessi al centro del paese, un cittadino filma un lupo che si allontana per la strada appena innevata con una preda in bocca. 12 ore dopo, all'ora di pranzo, un altro lupo attraversa un cortile della frazione di Broz. Il lupo è diventato troppo confidente e la situazione è drammatica, riferisce preoccupatissima la sindaca Sara Bona, che nel tardo pomeriggio si confronta nella giunta dell'Unione Montana con gli altri primi cittadini della Conca, il presidente dell'Unione e sindaco di Alpago Alberto Peterle e il primo cittadino di Chies Gianluca Dal Borgo. Insieme decidono di rendere pubblici un ordine del giorno e un avviso alla popolazione e agli organi competenti, oltre ad un'allerta sul tema sicurezza. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è giovedì 30 novembre 2023. La prima notizia del giorno riguarda il lupo e l'allerta lupi in Alpago. State a casa se potete, questo è il messaggio dei sindaci. La notizia è sul Gazzettino di oggi in un articolo di Giovanni Santin. I sindaci emettono un avviso appunto ai residenti: pericoloso uscire specie di sera e con i cani. La sindaca di Tambre spiega: non possiamo ordinare il coprifuoco, ma l'allerta è a livello 7 su 8. In poche ore sono stati avvistati 2 esemplari, come abbiamo visto, nei centri abitati. Adesso, e questo è il commento sempre della sindaca, manca soltanto che attacchino qualche persona. Quindi insomma allerta lupi in Alpago, perché gli animali ormai si avvicinano troppo alle case ed è appunto pericoloso uscire, soprattutto la sera e soprattutto se si porta a spasso il cane. Ma voltiamo pagina, proseguiamo la rassegna stampa di oggi con una notizia che riguarda invece il dibattito etico in regione. La troviamo sulle pagine dei quotidiani del gruppo NEM. Si parla in particolare del tema del fine vita, i vescovi e il patriarca a casa di Geller, che dice anche di aver scritto una lettera a Papa Francesco. Si parla naturalmente di Stefano Geller, il 50enne affetto da distrofia muscolare che ha ottenuto dall'ULSS Vicentina il suicidio, l'autorizzazione, o meglio al suicidio medicalmente assistito. Geller ha ricevuto una visita molto particolare, lo scrive Enrico Ferro sui quotidiani del gruppo NEM. A casa sua si sono presentati 4 vescovi in rappresentanza delle 15 diocesi del Triveneto ed è un segnale per tutti, anche per la politica regionale che in questo periodo sta discutendo la proposta di legge. La Chiesa non condivide il suicidio assistito, ma è presente e non abbandona nemmeno chi ha scelto di poter disporre della propria vita in modo laico e radicale. Sono felice di questo incontro, durato più di un'ora, abbiamo parlato molto, ho ascoltato la loro posizione, i loro timori e io ho ribadito il mio pensiero e la mia posizione, ha scritto Geller sul suo profilo Facebook, allegando le foto scattate insieme ai vescovi. Insomma, la Chiesa tende la mano all'uomo diventato simbolo del suicidio medicalmente assistito. Stefano Geller, che ha anche appunto scritto una lettera al pontefice, i quotidiani del gruppo NEM ne riportano un passaggio. Santo Padre, molti ritengono che io, volendo fare questa scelta, non ami la vita, ma forse la amo molto di più di tanti altri. Un Dio misericordioso non può impormi di vivere con una sofferenza che non riesco più a portare avanti. E allora a che punto è il dibattito in regione, in Consiglio regionale, sul tema del fine vita, sulla proposta di legge di iniziativa popolare sul suicidio medicalmente assistito? Ebbene, leggiamo che, esaurita la fase delle audizioni, ora il progetto di legge sul fine vita attende di essere licenziato dalla 5ª Commissione, quella competente in materia di sanità e sociale. Poi la legge passerà nell'aula principale, quella del Consiglio regionale, per la discussione e il voto definitivo. Questo nonostante il parere espresso dall'Avvocatura Generale dello Stato, secondo cui il PDL sarebbe a rischio incostituzionalità, andando a disciplinare una materia di competenza nazionale. Insomma, vedremo se il Veneto sarà davvero la prima regione ad avere una legge sul suicidio medicalmente assistito. Ricordiamo che il progetto di legge è di iniziativa popolare ed è stato promosso proprio dall'associazione Coscioni Liberi Subito, Liberi fino alla fine. Questo è il nome della proposta di legge, anche della campagna di raccolta firme che solo in Veneto ha superato le 9.000 sottoscrizioni. Ma ora voltiamo pagina
E parliamo sanità. Sulle pagine del Corriere del Veneto troviamo un articolo di Michela Nicolussi Moro. Vediamo il titolo: da oggi vaccino anti-Covid disponibile per tutti, già coperti 57.000 fragili. È gratis, si può assumere all'ULSS, dal medico di base o in farmacia. Sono arrivate le nuove dosi di vaccino anti-Covid dal Ministero della Salute, quindi ora è a disposizione di tutti, scrive l'articolista. Si può assumere anche insieme all'antinfluenzale nella stessa seduta. Finora le dosi erano riservate soltanto ad anziani, ospiti dell'RSA, pazienti fragili e personale sanitario, ma dopo il via libera del governo, da oggi il vaccino anti-Covid è disponibile in Veneto per chiunque voglia assumerlo. Quindi insomma procede la campagna vaccinale, seppur a rilento, come in questi giorni ha rilevato il senatore del Partito Democratico Andrea Crisanti, anche proprio ieri con un post con parole durissime nei confronti del governo, che secondo lui è colpevole di aver di fatto boicottato o comunque ridotto la diffusione del vaccino tramite scarsa informazione e anche con gravi lacune organizzative. In effetti i dati sia sulla vaccinazione Covid ma anche su tutte le vaccinazioni, quelle generali e anche quella anti-influenzale, si sono ridotti in questi mesi, dice sempre Crisanti. Ma proseguiamo con la rassegna stampa di oggi, torniamo sul Gazzettino per una notizia che arriva di nuovo dal Consiglio regionale. Ok a nuclei antiviolenza nelle polizie locali venete. Di cosa si tratta? Nuclei antiviolenza formati da operatori specializzati nei comandi della Polizia Locale del Veneto. Questo è il senso dell'emendamento approvato ieri all'unanimità dal Consiglio regionale su proposta dell'esponente dei Verdi Cristina Guarda. Nell'articolo del Gazzettino si parla di questi nuclei come una risposta al dramma dei femminicidi e anche una risposta alle parole del presidente della giunta regionale Luca Zaia, che aveva invitato tutte le istituzioni a fare qualcosa di concreto per aiutare e sostenere le donne che si trovano in difficoltà. Ecco quindi una proposta concreta l'ha trovata Cristina Guarda di Europa Verde, il Consiglio regionale l'ha approvata e quindi saranno attivati questi nuclei antiviolenza, naturalmente antiviolenza di genere, all'interno dei comandi delle polizie locali del Veneto. Il problema, ha sottolineato Guarda, è che molto spesso le donne che sono vittime di violenza non hanno la possibilità di muoversi, non hanno magari la patente, non hanno la possibilità di interloquire con i centri antiviolenza e quindi ecco perché coinvolgere la polizia locale. A proposito sempre del tema femminicidi, violenza di genere, c'è naturalmente la notizia che riguarda i funerali di Giulia Cecchettin, rinviati alla settimana prossima e non è escluso l'arrivo della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Sarà il papà Gino Cecchettin a fissare la data del rito, che si terrà comunque a Padova, in Prato della Valle, nella chiesa di Santa Giustina. Era previsto per questo sabato, ma invece appunto è stato rinviato la settimana prossima. Infine, l'ultima notizia di oggi riguarda la scuola, o meglio i tagli alla scuola, tagli decisi da questo governo, dal governo Meloni, ma attuati dalle regioni, in particolare dalla regione Veneto. E allora, sempre sul Gazzettino, troviamo una notizia. Scuola, tagliate 32 dirigenze, la regione tira dritto, è lite. Veneto, approvate le linee del bilancio, scontro sul dimensionamento scolastico. Ci sono due visioni contrapposte, da un lato quella dell'assessora regionale alla scuola Elena Donazzan, che prova a dire in questo modo si salvano i piccoli plessi. L'opposizione invece, di tutt'altro avviso, dice avete ignorato i territori. Sta di fatto che è ridotto a 560 il numero di dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali amministrativi previsto per il 2024-2025 in Veneto. Finora erano 592, quindi 32 dirigenze in meno. Il dato è inequivocabile e lascia spazio agli attacchi delle opposizioni. L'autonomia dove sta? Ha chiesto Vanessa Camani del Partito Democratico, proponendo di seguire 3 criteri quali esigenze dei territori, indicazione degli enti locali e necessità della popolazione scolastica. Poi Erika Baldin, Movimento 5 Stelle, occorre tutelare le zone più disagiate come quelle di montagna o le aree insulari.
Proteste anche da Elena Stanel del Veneto che vogliamo. Ho chiesto all'assessora Donazzan se sia possibile fare un passo indietro e riaprire un percorso di partecipazione vera sui territori invece di ubbidire a Meloni. La risposta è stata una chiusura completa. Questa la notizia nell'articolo di Angela Pederiva per il Gazzettino di oggi. E per questo giovedì piovoso in larga parte del Veneto è davvero tutto. Grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. A tutte e tutti voi una buona giornata.